Perché e il principe Tosetel la guardò intorno se vedeva un posto per sentarsi, ma il pianeta gli era tutto pieno di coa del mantel de pel. Gli ha toccare stare in piedi e siccome che gli era stufo, l'ha data una bella sbaissata. Non è proprio niente bello sbaissare davanti a un re, e gli ha detto al re, te proibisse di sbaissare. Non son buon di tenermi, e gli ha detto il principe Tosetel tutto vergognoso. Ho viaggiato tanto e non ho dormito. E ora che il re ti comanda di sbaissare. Lì un muccio di tempo che non vede uno che sbaissea. Ieri proprio curioso di vedere uno sbaissare. Dai, sbaissea ancora. Te il comando. Così mi vergogna, non posso più, gli ha detto il principe Tosetel. E intanto gli veniva tutto rosso. Gli ha detto il re. E ora mi ti comandi di sbaissare, una scianda sì e una scianda no. La brontolava su che cosa e il parea una scianta indispettita perché al re gli interessava solo che la sua autorità fosse ascoltata, non lo voleva sapere di non essere ascoltato. Egli era un re che comandava e basta, ma siccome che gli era tanto buono gli comandava robe che si poteva fare. Se comandasse, se evitava a dire re, se comandasse un generale di diventare un mosel de mare. E se il generale non mi ascoltasse, la colpa non sarebbe del generale, la colpa sarebbe mia.